Al via fa poche ore a Roma la trattativa tra governo e Veneto sull'autonomia, faccia a faccia tra il governatore Luca Zaia e il sottosegretario Bressa. Sul tavolo del confronto le competenze e la questione fiscale. Il giallo di Cornuda, continuano le ricerche di Sofia, ma il mistero è sempre più fitto, con l'ombra di una terza persona nella vicenda. Intanto i familiari del compagno suicida chiedono di sapere quanto prima la verità. Tragico schianto stamane nel Rodigino, dopo un impatto con un'altra vettura un anziano finisce con la sua auto in una scarpata. Identificata la banda che lo scorso marzo tentò una spettacolare rapina in una gioielleria di San Marco utilizzando fumogeni come diversivo, sono malviventi dell'Est Europa. Attimi di panico all'ospedale di Vicenza, dove un 29enne ha tentato una rapina con una siringa sporca di sangue minacciando un'infermiera. È stato arrestato. Lettere minatorie a un sindaco del Trevigiano inviate da automobilisti multati attraverso un contestato autovelox sulla strada provinciale. Cittadini che come detective privati svolgono indagini dettagliate filmando quanto accade e denunciando 2 case di appuntamenti mascherate da centri massaggi. Accade nel Padovano. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque oggi è il giorno in cui la trattativa sull'autonomia del Veneto parte ufficialmente con l'incontro alle 14:30, quindi fra 2 ore esatte a Roma tra il governatore Zaia e il sottosegretario Gianclaudio Bressa e le loro squadre, il loro pool di giuristi e consulenti. E allora sul tavolo ci sono tante questioni, sentiamo quali. Ore 14:30, lo starter spara il colpo e parte la corsa. Se sarà una maratona o un percorso a distanza corta lo dirà il tempo, più probabile si tratti della prima ipotesi. Roma, Ministero degli Affari Regionali. Da una parte il governatore Luca Zaia e il pool di giuristi scelto come squadra per la battaglia sull'autonomia. Dall'altra il sottosegretario Gianclaudio Bressa e i suoi consulenti. Sul tavolo un pezzo di storia per il Veneto. 23 competenze e 9 decimi delle tasse, la richiesta da Palazzo Balbi, ma il duello è caldo da settimane, da quando lo stesso Bressa sul tema fiscale è stato inflessibile. Non si tratta su questo. E anche sulle competenze si rischia il braccio di ferro. Se il menù propone 23 materie, le chiediamo tutte, non ci accontentiamo dell'antipasto, ha più volte detto Zaia, che sui colleghi Bonaccini dell'Emilia Romagna e Maroni della Lombardia, propensi a scegliere 5 competenze prioritarie sul totale, ha detto ogni regione fa storia a sé. Non sarà il tavolo risolutivo quello di oggi, ma è un primo passo fondamentale, il vero secondo atto dopo il voto del 22 ottobre e quel 98% di sì espressi dalle urne venete. E si capirà probabilmente già da oggi quanto la partita possa essere difficile o semplice, veloce o lunga nel tempo. Nel frattempo un sospiro di sollievo per il Veneto arriva su un altro fronte, dalla firma dell'accordo, sempre a Roma, per il rifinanziamento dei fondi per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. 240 milioni, 80 all'anno per 3 anni, obiettivo frenare la fuga da un Veneto incastonato tra territori con benefici che fanno sempre più gola. Allora la cronaca, il giallo di Cornuda, perché proseguono anche oggi le ricerche sui colli intorno a Forcella Mostaccina, Maser, nel Trevigiano, di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa 10 giorni prima che il compagno, Daniel Pascal Albanese, 50 anni, decidesse di togliersi la vita. L'autopsia sul corpo dell'uomo potrebbe già essere eseguita in serata. I genitori sono stati convocati alle 12 in procura per fornire ulteriori elementi agli investigatori che procedono con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Ma resta aperta, secondo il procuratore di Treviso, Michele Della Costa, anche la eventualità di un allontanamento volontario. Non si esclude infine che possa esserci anche una terza persona coinvolta nella vicenda, un altro uomo. La madre di Albanese ha riferito che qualche giorno prima della scomparsa di Sofia il figlio le aveva rivelato che la donna temeva per la propria incolumità. Qualcuno quindi potrebbe averle fatto del male e il 50enne per la disperazione si sarebbe ucciso. Quindi tutti elementi di un giallo ancora molto intricato. Intanto proprio ieri il papà di Pascal, Daniel Albanese, ha parlato anche degli ultimi momenti col figlio e dei sentimenti che provano in queste terribili ore. Sentiamo le loro parole. È arrivato qui e dopo 30 secondi si è messo a piangere. Ha pianto un po' e poi l'abbiamo tirato su di corda un po'. Dopo ho mangiato, il giorno dopo ho mangiato e dopo ha parlato che ha fatto la denuncia di scomparsa. La denuncia di scomparsa ci hanno detto quel giorno lì, c'era un qualcosa
tra i due. Preoccupava Pascal più che Sofia, era un po' preoccupato, ma no, ha fatto capire che era una cosa grave, mi ha fatto capire questo, però chissà, io sarei soddisfatto a sapere il più presto possibile questo caso, ecco. Dopo il dolore è grande, rimorso non ce n'ho, perché come padre ho fatto di tutto quello che serviva, non c'ho nessuno scrupolo di coscienza. Incidente mortale stamane poco dopo le 8 sulla regionale 88 nel tratto tra Lendinara e Badia Polesine. Ne siamo nel Rodigino, a perdere la vita un pensionato di 76 anni di Lendinara. L'anziano era alla guida di una Ford Fiesta diretta verso Rovigo quando si è scontrata frontalmente con una Fiat Croma che giungeva dalla direzione opposta. A seguito del violento impatto l'auto dell'anziano è finita in una scarpata e l'anziano ha perso la vita sul colpo. Grave anche il conducente dell'altra vettura, un 46enne cinese residente a Lendinara. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita. Tragedia sfiorata invece nel Piovese con 2 studentesse investite sulle strisce. Stavano andando alla fermata del bus quando sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, ferite 2 studentesse, una 16enne e una 14enne di Pontelongo. L'incidente è avvenuto a Piove di Sacco poco dopo l'uscita da scuola vicino alla fermata del bus di via Carraresi. Le 2 ragazze sono state falciate da una Peugeot guidata da un 47enne del posto. Il conducente ha tentato una frenata disperata ma l'impatto è stato inevitabile. Le 2 ragazze sono state soccorse e trasportate all'ospedale di Piove di Sacco, fortunatamente non sono in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e sottoposto l'automobilista all'esame dell'etilometro che è risultato negativo. Parliamo adesso di sicurezza e di caccia a una banda. La ricorderete il tentativo spettacolare di rapina dello scorso marzo in piazza San Marco, un assalto a una gioielleria con l'utilizzo di un fumogeno, di fumogeni come diversivo. Proprio in piazza, ebbene, è stata identificata la banda autrice di questo colpo. Sono fuggiti in Europa dell'Est, area geografica di cui sono originari i 4 banditi protagonisti della clamorosa tentata rapina con lancio di fumogeni in piazza San Marco dello scorso 17 marzo. Le indagini da quel giorno non si sono mai fermate e hanno portato all'identificazione di 3 componenti della banda. Dopo il fallimento del colpo, a causa della pronta reazione della responsabile della gioielleria, i banditi avevano cercato di far perdere le loro tracce. Per un po' si sono nascosti in altre località italiane. Poi, quando hanno capito che gli investigatori si stavano avvicinando alla cattura, hanno deciso di separarsi. Ciascuno ha lasciato il paese per una destinazione diversa, tutte nell'est Europa. I carabinieri però sono ancora sulle loro tracce, insieme all'Interpol che sta coordinando il lavoro delle forze dell'ordine in diversi paesi. E attimi di panico all'ospedale di Vicenza, un tentativo di rapina da parte di un 29enne che ha minacciato un'infermiera con una siringa. Ha minacciato l'infermiera che si trovava allo sportello del triage con una siringa sporca di sangue. Era evidentemente alterato, voleva soldi per comprare del cibo. Ha seminato il panico ieri mattina dopo aver passato una notte intera all'ospedale di Vicenza per accertamenti, ma evidentemente nel frattempo si chiudeva in bagno e assumeva della droga. Enrico Rivetto, 29 anni, di Montecchia di Crosara, ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Vicenza. La donna minacciata ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che sono riuscite a bloccarlo in evidente stato di alterazione. È stato arrestato e si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Mira invece ladri sorpresi dopo aver rubato un'auto fuggono attraverso i campi. Hanno visto i carabinieri e sono fuggiti abbandonando l'auto che avevano rubato a Mira poco dopo le 2 della notte. Una pattuglia in servizio nell'ambito dei controlli di prevenzione del rischio furti in abitazione si è imbattuta nel mezzo fermo all'autostrada con alcune persone a bordo. Si sono avvicinati, ma a quel punto i 3 individui all'interno hanno iniziato a correre per i campi facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità. Da un controllo della targa i militari hanno appurato che l'auto era stata rubata il 28 novembre in provincia di Brescia. A bordo c'era anche della refurtiva, soprattutto rotoli di monete rubati in un negozio di giocattoli di Ferrara il giorno precedente. Nessuna traccia invece di arnesi da scasso o armi. Il veicolo sarà sottoposto a ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri in cerca di
possibili indizi in grado di dare un volto e un nome ai ladri, che con ogni probabilità si apprestavano a mettere a segno qualche altro colpo nella zona. Dalla cronaca all'economia, con il ritorno di Luciano Benetton alla guida del gruppo di famiglia, con il violento scossone che le sue parole hanno dato al gruppo di Ponzano. Parole dure, gestione malavitosa, ha detto, dell'azienda negli ultimi 10 anni, ci siamo sconfitti da soli. Gestione malavitosa da parte dei manager che si sono susseguiti negli ultimi 10 anni alla guida della United Colors of Benetton. Non è indolore il ritorno in prima linea di Luciano Benetton al timone del gruppo di famiglia. Nel 2008 esordisce Benetton, che ha richiamato a collaborare con lui anche il discusso fotografo Oliviero Toscani. Avevo lasciato l'azienda con 155 milioni di euro di attivo e la riprendo con 81 milioni di passivo del 2016. Benetton lo definisce un dolore intollerabile e motiva con questa situazione la decisione di tornare in campo insieme alla sorella Giuliana. Mentre gli altri ci imitavano, prosegue, i nostri colori si spegnevano. Con una gestione malavitosa, non in senso criminale, ma per errori che giudico incomprensibili. Come smettere di fare i maglioni, dice, chiudere le tintorie. Parole insolitamente dure, critiche pesanti le sue, al pari di quelle del figlio Alessandro, che aveva lasciato per questo motivo il gruppo, e che scuotono l'azienda di Ponzano. Mi era sfuggita la gravità della situazione, prosegue, e ora le contromosse non saranno indolori e dovranno spaziare dalle persone alle strategie economico-finanziarie. Parola d'ordine: alleggerire, ripulire una stanza, l'azienda che prima di essere riempita di nuovo, dice, va spazzata dagli errori compiuti. Ed ora nel Padovano per parlare di un gruppo di cittadini che si trasformano in detective per smascherare alcuni vere e proprie case d'appuntamento, case a luce rossa mascherate da centri di massaggio orientale. A denunciarlo in alcuni video girati di nascosto alcuni cittadini che hanno consegnato questi video al consigliere provinciale Luigi Sabatino, appunto nel Padovano. Cittadini che come detective privati svolgono indagini dettagliate filmando quanto accade, amministratori locali che ricevono i video in forma anonima e denunciano alle forze dell'ordine quanto scoperto dai compaesani. Accade in Alta Padovana, dove 2 centri massaggio sarebbero anche case d'appuntamento ed ora sono state segnalate alla polizia locale e denunciate ai carabinieri. Tutto è partito da una busta trovata a Cittadella sul tergicristallo della sua macchina dal consigliere provinciale Luigi Sabatino. Dentro una lettera di poche righe: affidiamo a te questi video perché nessuno ci ascolta, e una chiavetta che conteneva 2 filmati dal contenuto inequivocabile, secondo le didascalie girati in 2 centromassaggi orientali. Sabatino ha subito avvisato Fabio Miotti, assessore al commercio di San Giorgio in Bosco. Proprio a San Giorgio sarebbe stato girato il primo video, che porta la data del 20 novembre. Le immagini di una telecamera nascosta che rimane sempre accesa sono inevitabilmente un po' scure, ma i dialoghi, chi ha realizzato il video e aggiunto anche i sottotitoli, sono chiari. Il secondo video è datato 22 novembre, il copione è sostanzialmente lo stesso. Sabatino e Miotti, dopo aver avvisato il comandante del distretto di polizia locale, hanno sporto denuncia ai carabinieri. Speriamo che questo episodio si tramuti in un messaggio chiaro, hanno detto. L'illegalità qui non è ben accetta. Parliamo del freddo adesso, che continua a stringere il Veneto, temperature minime nelle aree alpine ben al di sotto della media, con meno 16 gradi registrate ad Asiago, meno 13 a Sappada, meno 11 ad Arabba e Cortina, a Belluno meno 8, ben più bassa, ma i meteorologi la indicano come una curiosità, visto che si tratta di una conca in una sperduta area montana nel Vicentino, la minima registrata a Dolina Campoluzzo con meno 33,9 gradi. Il record di quest'area era stato registrato nel gennaio 2009 con meno 40 gradi. A Passo Cimabanche, intanto a Belluno la minima è stata del meno 20 gradi, mentre a Piana di Marcesina, a Vicenza, meno 20 gradi. Nevicate che potrebbero manifestarsi nel tardo pomeriggio, specie nelle prealpi veronesi, ma non sono previsti al momento fenomeni intensi. Allora, abbiamo parlato del tempo adesso, abbiamo parlato all'inizio del nostro telegiornale dell'avvio della giornata importante oggi a Roma per l'avvio della trattativa sull'autonomia. Abbiamo visto nel servizio quali sono le materie e i temi sul piatto. Abbiamo in collegamento telefonico proprio il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno, l'abbiamo sentita perché volevamo così sapere, a meno ormai di 2 ore, da 2 ore dall'inizio della trattativa, di questo importante primo passo per il Veneto, com'è la sensazione? C'è ottimismo o c'è più pragmatismo? No, guardi, noi siamo sempre ottimisti perché solo i pessimisti non fanno fortuna.
il referendum ci permette oggi di dire che non ci andrà un governatore a portare le sue idee sull'autonomia al tavolo di trattativa del governo, ma ci andrà un governatore a rappresentare quasi 2.400.000 veneti che gli danno la forza per dire che il Veneto merita l'autonomia. Penso che abbiamo anche dei dati positivi, ad esempio che da una parte e dall'altra del tavolo, quindi da parte del governo e da parte della regione, ci sono due veneti, c'è il sottoscritto e il sottosegretario Brezza, quindi se fallisse questo tavolo sarebbe un brutto segnale anche a livello veneto. Ecco, pare che insomma potrebbe esserci un muro, quantomeno se ne è parlato, ne aveva parlato già il sottosegretario Bressa sulla questione fiscale. Dovesse presentarsi questa resistenza, cosa potrebbe succedere? Ma guardi, io penso sempre che il buonsenso debba imperare. Capiamoci, i veneti non è che sono andati, noi veneti non siamo andati a referendum e non predichiamo da decenni l'autonomia, se autonomia vuol dire portarsi a casa qualche competenza e a malapena i soldi per gestirla, perché noi l'autonomia la intendiamo in un'altra maniera. Quindi siccome la Costituzione è chiara, parla di 23 possibili materie sulle quali chiedere l'autonomia, la chiediamo su queste materie e il punto di partenza del ragionamento sono i 9 decimi delle tasse. Quindi da questo non si scappa. Benissimo, grazie Presidente, buon lavoro, ovviamente poi vedremo il risultato del tavolo di oggi nelle prossime ore. Buon lavoro e arrivederci e grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Questo dunque le sensazioni a poche ore davvero dell'inizio della trattativa con Roma per quanto riguarda l'autonomia. Adesso parliamo di un ennesimo caso purtroppo di intossicazione di una famiglia a causa di una stufetta difettosa. Ovviamente con il freddo di questi giorni sono episodi che possono verificarsi sempre più spesso. 3 adulti e una bambina hanno rischiato di morire a causa del monossido di carbonio, tragedia sfiorata in un appartamento di Campo San Piero per una stufetta malfunzionante. L'allarme è scattato quando le 4 persone hanno avvisato i primi malori, fastidi respiratori, bruciore agli occhi, giramento di testa e nausea. Fortunatamente sono riusciti ad andare al pronto soccorso, i medici hanno riconosciuto i sintomi dell'intossicazione da monossido e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito identificato la stufa difettosa. Se la fuoriuscita del gas fosse avvenuta di notte, la famiglia avrebbe corso un grosso rischio. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Spesso accade che gli automobilisti infuriati per le multe, soprattutto gli autovelox, si rivolgano al sindaco. Nel Trevigiano Arese Pio X si è arrivati purtroppo alle lettere minatorie. Dalle proteste degli automobilisti multati alla polemica politica fino alle lettere minatorie. È l'escalation legata al nuovo autovelox posizionato lungo via Kennedy, la strada provinciale di Riese Pio X che conduce alla frazione di Vallà, strada su cui vige il limite di velocità di 70 km all'ora, ma in cui evidentemente i più esagerano, visto che in meno di 5 mesi sono stati multati oltre 35.000 veicoli. In municipio sono state recapitate 3 lettere anonime indirizzate al sindaco, lettere di insulti e minacce, inviate a quanto finora appurato non dalla stessa mano ma da 3 differenti automobilisti. Matteo Guidolin tira dritto: da quando sono sindaco in quel tratto sono già morte 3 persone, non saranno di certo queste lettere a fermarci. Ma contro l'autovelox si scaglia anche l'ex sindaco di Altivole Silvia Rizzotto, attuale capogruppo in regione della lista Zaia. Serve solo a fare cassa e non diminuisce la pericolosità della strada, attacca. Lei stessa è stata multata perché procedeva in quel tratto a 73 km/h e all'Unione dei Comuni e quindi alle polizie locali dell'ambito chiede: mettiamo fine a questo scandalo. Dalla rivolta sugli autovelox a un'altra rivolta ovviamente molto diversa, la rivolta di chi dice basta dopo un secolo di tradizione, l'organizzazione di un panevin storico a Vittorio Veneto. Perché? Perché l'iter burocratico è diventato pesantissimo. Abbiamo deciso di non far più di non portare avanti questa tradizione. Lo dice emozionandosi Sebastiano Baccichetti e c'è da capirlo. Quando si finisce una storia centenaria nata 4 generazioni fa, succede questo. Stop allo storico panevin della famiglia Baccichetti sul Colle San Paolo, il più antico di Vittorio Veneto. La decisione è arrivata ieri, dopo la lettera della polizia locale, introduzione di un nuovo iter burocratico per questioni di sicurezza. Da 10 anni a questa parte bastava una comunicazione ai vigili urbani
L'anno scorso si è un po' complicata, abbiamo dovuto fare una domanda in marca da bollo e fin qua ci stava. Adesso col piano di sicurezza redatto da un ingegnere diventa economicamente complicato. Insomma, per l'autorizzazione serve la valutazione di un professionista, ingegnere o architetto, e questo fa lievitare i costi per chi organizza il Panevin. La richiesta di permesso per lo stesso Panevin dovrà poi essere firmata dal responsabile dell'evento, accompagnato dal piano della sicurezza firmato da un professionista e controfirmata ancora dal responsabile. Scadenza fissata per il 15 dicembre, poi documento che deve essere valutato dal comune e dalla questura prima del via libera. Non si riesce a capire come si riesca anche a burocratizzare una tradizione, un qualcosa che non ha nessun vincolo di guadagno, era una tradizione e basta, e quello doveva rimanere. Nessuna possibilità di tornare sui suoi passi, anche perché il timore è che il futuro sia peggiore. Se questo è un passaggio, l'anno prossimo sarà più complicato ancora. Ci vorranno i guanti per distribuire la pinza, non so. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione. Fra pochissimo, ore 13, si parla di cibo e alimentazione sana, con in studio Maurizio Porato, presidente del gruppo Panificatori di Treviso, Dania Sartorato, presidente di FIP e Confcommercio Treviso, e Giuseppina Girlando, medico, dirigente al servizio igiene e alimenti dell'ULS 2. Questa sera 20:10, ospite Antonio Calò, il professore trevigiano, noto per aver ospitato 8 profughi nella sua famiglia per a lungo tempo, tanto che la sua storia è rimbalzata un po' su tutti i media nazionali, è diventata anche un documentario. Ci parlerà di questa esperienza, ma anche ovviamente del tema profughi. È davvero tutto, allora vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Maltempo sulle nostre regioni, con qualche nevicata che sarà possibile fino in pianura. Vediamo la previsione per il primo giorno di dicembre. Sul Veneto tempo che peggiora nel corso del pomeriggio, con cielo coperto e precipitazioni via via più diffuse, nevose per qualche ora fino in pianura sul Vicentino, Trevigiano, ma possibili anche su Padovano e localmente sul Veronese. Pioggia invece altrove. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 8 gradi, valori minimi tra -4 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Dapprima bel tempo, ma nel corso del pomeriggio peggiora ovunque, con cielo coperto e precipitazioni deboli, anche nevose a bassa quota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori minimi positivi soltanto a Gorizia e Trieste. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui dapprima bel tempo, ma dal pomeriggio peggiora su tutta la regione, con nevicate fino a quote molto basse. Temperature massime attese sui 3-4 gradi, valori notturni previsti tra -2 e 0 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da est lungo le coste e da sud al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.